Viseras, un evento che racconta le tradizioni della Sardegna, ma non solo, perché anche i prodotti locali, i prodotti di eccellenza trovano in questo spazio un punto da gustare, da assaporare e soprattutto da scoprire. Sara, ben trovata ancora una volta. Grazie. Cosa state preparando? Allora, qua facciamo dei panini, facciamo le patatine fritte, i panini li facciamo con fettina oppure con purpuzza. Siamo nelle fasi iniziali di questo evento, manca ancora qualche ora, che aria si respira in paese? Ti dirò che forse non ce l'aspettavamo, ma per essere il primo anno già c'è movimento e già si respira aria di festa, aria bella, mi piace. E soprattutto tante persone stanno già prendendo i panini con purpuzza Infatti. perché vogliono gustarne e assaporare il sapore. Esatto. Dori, ancora una volta insieme, volto noto di questa comunità. Ma tu che cosa ricordi del carnevale di Ollollai? Ricordi quando eri bambino? Io mi ricordo da piccolino, anche mio babbo si travestivano con le lenzuola, si mettevano le lenzuola, le maschere, uno di quei mercatori neri si mettevano e andavano in giro anche 20-30 persone insieme. Pierpaolo Soro, il presidente del centro commerciale naturale di Ollollai. Ancora una volta la promozione di un territorio, ancora una volta la valorizzazione dei prodotti locali, ma soprattutto delle tradizioni, della cultura del vostro paese e non solo, quindi uno sguardo verso le tradizioni di tutta la Sardegna. Certo, oggi abbiamo voluto chiamare questo evento Viseras. Viseras vuol dire la maschera che mettevo in faccia, quindi abbiamo dovuto portare tantissime maschere dalla Sardegna, in più anche fare un concerto dedicato ai giovani. E quindi tanti aspetti che si uniscono, che si mettono insieme, non mancano i prodotti locali che ovviamente offrono la bontà, il gusto e Ollollai produce prodotti di eccellenza, il centro commerciale salvaguarda in qualche modo tutta questa filiera. L'evento è nato proprio per valorizzare i prodotti tipici, le attività commerciali, per dare un respiro, per portare turismo nel nostro territorio. Tra poco caleranno le luci della sera su questo paese, le vie del paese si animeranno, quindi la grande festa, ma c'è un aspetto che vuoi in qualche modo sottolineare che riguarda appunto la giornata scelta, oggi è il 10, la notte di San Lorenzo, tanti aspetti che riguardano anche il turismo in Sardegna che confluisce dalle coste verso le zone dell'interno. Certo, la data è il 10 agosto, il giorno di San Lorenzo, la notte delle stelle, quindi oggi brillano le stelle all'Ollai. E il desiderio in questo caso ve lo raccontiamo noi con questa serata. Sono Andrea Piras, il presidente del gruppo Tamburini e Trombettieri Città di Oristano. Oggi siamo qui per far parte della festa Viseras per il quale il comune e la Procura d'Ollai ci ha invitato. Li ringraziamo. Grazie. Sono Giuseppe Secci, il nostro gruppo è Sintibidu di Ardauli. Sintibidu è il ballo che facciamo intorno al personaggio principale del carnevale, Surzu. In effetti si contraddistingue dagli altri Ursu, degli altri carnevali, in quanto ha la corona di alloro e di edere, che rappresenta la morte e la rigenerazione. Ciao, sono Pietro Carta, veniamo da Ortueri e siamo il gruppo Sono Giause Surzu. Allora, il nostro gruppo, come la maggior parte di tutti i gruppi che provengono dalla Sardegna, rappresenta la lotta fra il bene e il male. Surzu rappresenta il male, che viene tenuto a bada dalla soga. Buonasera, sono Aldo Casti, il presidente del gruppo Sostra i Golzos di Sindia.
La nostra non è una maschera, è una figura immaginaria ed è una figura che i nostri antenati, i nostri vecchi, nessuno di loro aveva studiato psicologia, riuscivano a farci entrare dentro casa le notti in estate senza toccarci con un dito. Dicevano: venite dentro che è già tardi, e noi no, arriva su Dry Gold, vi lega con la catena e vi porta via. E allora noi, una corsa molto veloce, addirittura sul letto ci nascondevamo sotto le lenzuola per la paura di questa figura immaginaria. Buonasera, sono Gregorio Cresponi, faccio parte del gruppo Arrasere Lodinesu che arriva da Lodine. Noi il mercoledì delle ceneri usciamo nelle case con un fantoccio e la maschera viene cambiata a seconda del tema. Anticamente si mettevano anche persone della zona. E sto in Serocao. Papà la mancao. Però adesso stiamo, più che altro sono personaggi di politici o attori, quello che capita. Io sono Andrea Macis, uno dei componenti dell'Associazione Culturale Mamuzzone di Semugheo. La maschera del suo Mamuzzone rappresenta un rito dionisiaco. Surzu, essendo l'anima sacrificale, viene tenuto a bada da suo amadore e viene portato in processione con i mamuzzones che gli vanno dietro con il rumore dei campanacci. Ciao, io sono Andrea, faccio parte dell'associazione culturale Urtos e Buttutos di Fonni. Il nostro scopo durante la sfilata è quello di creare lo scompiglio, il caos tra le persone e l'ambiente che c'è intorno. Olollai ancora una volta riesce a stupire, riesce a emozionare con le tradizioni della Sardegna che qua vengono raccontate e amplificate, e ovviamente quel senso di comunità che in qualche modo si manifesta sempre. Sono stati tanti i turisti che si sono dati appuntamento per venire all'Ollai in questa occasione, ovviamente anche tanti sardi che sono arrivati da ogni parte dell'isola. Francesco Columbus, il sindaco di questa comunità. Sotto la nostra voce le note della discoteca che avanza agli anni 90, però c'è gioia ovviamente e soddisfazione. Una bellissima serata e questa manifestazione che porta le maschere tradizionali qui ad Ollai è veramente un evento straordinario, perché le maschere, ricordiamo, non sono solo degli oggetti da conservare, rappresentano la nostra cultura, la nostra identità, fanno parte della nostra storia, una storia che è millenaria. Davvero importante attraverso le tue parole testimoniare quali sono i passaggi del tempo. Noi adesso ci trasferiamo nei balli in piazza Marconi per fare festa insieme a tutti. Un grazie Francesco come sempre per l'ospitalità che riuscite a darci. Noi ci lasciamo così. Vi abbiamo raccontato i momenti più importanti di Viseras, l'evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Comune, con la Regione Sardegna e con l'assessorato del turismo. Chiama la Sardegna Viaggia con noi, quindi voi viaggiate con Sardegna Live.